Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare una favola di fantasia di quando il vostro Marietto per la prima volta nella vita vide e fu cosciente di un mantello nero, di un mago operativo. Allora, vi racconto questa storia così che capiate un po' come girano le cose in certi ambienti. E vi porto al vostro Marietto che aveva 23 anni. In quel momento lì il vostro Marietto aveva la patente dell'auto, sì. Anche lui era riuscito ad avere la patente dell'auto e quindi poteva andare in un appartamento, in una casa dei suoi genitori, che sapete che ormai erano genitori adottivi, e poteva andare liberamente, e questa casa era a 25-30 km dal suo appartamento dove viveva generalmente con i suoi genitori. Andava in questa casa a controllarla ogni tanto, a vedere se tutto era a posto. Questa casa era una casa schiera, e aveva 3 piani, e in ogni piano era fatto cioè la planimetria era di 105 metri quadrati, quindi c'era una cantina di 105 metri quadrati, il pian terreno e il primo piano di 105 metri quadrati. Quindi era una casa immensa per 3 persone, e praticamente non aveva quasi mobili, era vuota, quindi era praticamente un supermercato vuoto. E quel giorno il vostro Marietto arrivò nella sua casetta, che andava a controllarla per come stava. Era un giorno di luce piena, soleggiato, e quindi cosa fa? Entra in casa pensando che non c'era nessuno. Quindi va dal pian terreno al primo piano e che si incontra? Il vostro Marietto, vi ricordo sempre che è un racconto di fantasia, incontra il suo padrone di casa, e che in quel momento lì il padrone di casa era diventato vice direttore di una grande fabbrica di illusioni, la chiamiamo fabbrica di illusioni, ed era vice direttore operativo. Il che il Marietto, che voleva entrare in questa fabbrica di illusioni, subito si mise giù a 45 gradi e disse buongiorno, però disse fra sé: ma come fa a essere entrato in casa mia questo signor direttore che è anche il mio ex padrone di casa? Ma questo non fu niente, e che subito il Marietto pensò: magari visto che è amico del mio paparozzolo, magari gli avrà dato le chiavi ed è venuto qui. Il problema cos'era? Che questo vice direttore aveva su un mantello nero, un mantello proprio nero operativo, e in quel momento lì il vostro Marietto pensò: caspita, ma questo qui deve andare a una festa in maschera. Al che, preso dallo stupore che aveva trovato qualcuno in casa sua, il vostro Marietto cosa gli fece? Buongiorno signor, adesso dico un nome fantasia. Buongiorno signor Carlo, mi raccomando un nome fantasia, Buongiorno signor Carlo, ma cosa fa qui? E lui mi disse: aspetto un genio o del geni. Al che il vostro Marietto, sapendo che questo era vice direttore di questa struttura di fabbrica di illusioni, a un certo punto pensò: starà aspettando qualche cliente della fabbrica, avrà dato appuntamento a casa mia, magari col mio babbo si sono messi d'accordo per far venire questi clienti qua. Al che io arrivai su al pianerottolo di questo atrio del piano superiore di casa mia e vidi che, oltre ad essere vestito con questo mantello nero col cappuccio, mantello nero di seta, era dentro un cerchio di farina. Al che mi mise a ridere, perché pensai: ma caspita, questo qui è una carnevalata, magari con questi clienti vuole andare a fare una festa di carnevale. E cosa successe? Successe che questo qui gli disse, cioè il Carletto disse al vostro Marietto: senti, entra nel cerchio perché fra un po' arrivano questi geni. E io restai un pochino su lì, pensai: ma che caspita di geni sono questi qua? Pensavo che erano carne ed ossa, chiaramente, no? E lui mi spiegò che erano spiriti, al che il vostro Marietto si mise a ridere, perché pensava: ma cosa sta dicendo questo qui? Questo qui è un materialista, adesso si mette a parlare di spiritelli. E disse, il vostro Marietto gli disse: non si preoccupi signor Carlo, io sono cristiano evangelico, mi fanno un baffo a me questi geni. Al che il Carletto, impressionato, disse: tu non capisci di quello che stai parlando, caro Marietto. E quindi io restai fuori dal cerchio. A un certo punto dalla tromba delle scale si sentì un botto immenso, quasi un'esplosione di un proiettile, e si vide una luce salire da questa scala. Io sono rimasto allibito perché tanto avevo Gesù che salva i cristiani evangelici, ero fuori dal cerchio. Il Carlo, nome sempre fantasia, era dentro al cerchio e cominciava a gridarmi: perché non sai cosa rischi.
Io baldanzoso, sapete, a 23 anni tutti pensano di avere il mondo sotto i piedi, stetti lì fuori il cerchio. A un certo punto questo genio, questa luce entrò nel mio petto e mi sollevò di 2 metri. Mentre io stavo per lievitare, a un certo punto il primo pensiero pensai, siamo ricchi, adesso andrò alle Olimpiadi e vincerò il salto in alto. Il Carlo mi spingerà a livello finanziario e politico, io arriverò alle Olimpiadi e diventeremo ricchi. Finito questo pensiero, il genio uscì da me e mi lasciò andare. Fece un volo di 2 metri, 2 metri e 20. Quando arrivai per terra, presi un colpo e fui terrorizzato. E sentivo il mio ex padrone di casa che continuava a gridare, entra nel cerchio, entra nel cerchio. Io, mezzo tramortito, incominciai a rialzarmi e cercai di andare verso il cerchio perché capii che la mia unica soluzione era entrare nel cerchio. Ma in quel momento arrivò un altro genio, mi diede un colpo sul petto così forte che mi sbalzò ancora a terra. A quel punto il vostro Marietto pensò una cosa. Il babbo vero del Marietto da piccolino gli aveva detto, tu Marietto come minimo supererai gli 85 anni. In quel momento lì io pensai, il mio babbo vero si è sbagliato, oggi è la fine del Marietto, non ce la farò mai arrivare a 85 anni. Però cosa è successo in quel momento lì? Il terzo genio che arrivò mi colpì di meno e quindi ebbi ancora la forza di poter camminare, trascinare ed entrare dentro il cerchio. In quel momento in cui io fui dentro il cerchio mi strinsi forte forte al mio padrone di casa e lì capii che c'era qualcosa che non andava tanto. Lì capii che ci sono delle altre forze molto potenti che noi non conosciamo e non vediamo che sovrastano tutto quello che noi pensiamo sia vero. A quel punto lì il mio padrone di casa, il Carletto, disse, se ne sono andati, non ti hanno ucciso, sei vivo e quindi ti hanno lasciato vivere e questo è un segnale. Io rimasi di ghiaccio e tremavo tutto, lui uscì dal cerchio e a un certo punto io ero praticamente terrorizzato, lo guardai e pensai, cavolo, ma questo uomo è veramente potente, oltre ad essere materialmente potente è anche potente. Morale della favola, la storia finisce qui perché poi il Carletto andò a prendere un caffè, ma questo me lo diede da bere e io persi la memoria, ma questo fa parte di un'altra pillola che vi racconterò più avanti. Cari amici, grazie di aver ascoltato questo racconto di fantasia, mi raccomando, un racconto di fantasia non è vero niente, il vostro Marietto vi saluta e vi invita di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di seguirci sui vari social. Grazie e alla prossima, ciao!